ristorante che di norma è aperto sul fronte mare a Jesolo, ospita fino a 100 persone e quest'estate abbiamo dovuto scegliere di mantenerlo chiuso proprio per una carenza di personale. Una grossa perdita economica per la nostra attività, ovviamente. Crista Boschian gestisce con il marito questo grande hotel da 20 anni. Ci racconta che mai come oggi il problema della mancanza di personale si fa sentire anche per effetto del reddito di cittadinanza. Sono Michele, arrivo dalla Calabria, naturalmente è un territorio meraviglioso, ma non ci sono le occasioni lavorative e se le alternative sono stare là e prendere il reddito di cittadinanza non è quella cosa che vorrei insegnare ai miei figli, che si vive di altro. E in questa struttura ho fatto venire anche mia moglie e miei figli e hanno passato anche loro 3 mesi fantastici di lavoro. E anche la Noemi arriva dalla Sicilia? Sì, un po' ne conosco che preferiscono restare giù accanto alle famiglie e prendere il reddito e vivere con questo. Tu non condividi questo pensiero? No, secondo me è una forma di assistenzialismo sbagliata. Speriamo che vengano eseguiti regolari controlli per fare in modo che chi in effetti è in grado di lavorare possa poi rientrare al lavoro.